Momenti di tensione sabato mattina nel centro di Cortina d'Ampezzo, teatro di un arresto in flagranza di reato di un 45enne di nazionalità rumena con precedenti e senza fissa dimora in Italia, responsabile di rapina impropria e uso di documenti falsi. L'uomo era entrato in un negozio di noleggio di bici del centro e, approfittando di un momento di distrazione del personale, era riuscito ad impossessarsi di una costosa mountain bike elettrica del valore di circa 14.500 euro, dandosi poi alla fuga. Il titolare del negozio se n'è accorto, si è lanciato all'inseguimento del 45enne. Una volta acciuffato, il malvivente, nel tentativo di divincolarsi, ha aggredito il commerciante. È stato a quel punto che sono arrivati i carabinieri e sono riusciti a bloccare l'uomo e a portarlo in caserma, dove gli accertamenti hanno consentito di verificare anche il possesso di documenti falsi. La bici è stata recuperata e restituita al titolare del negozio, mentre il 45enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Belluno. Un arresto che segna un nuovo punto a favore dell'impegno svolto dall'Arma di Cortina nel controllo del territorio, dove, annota il maggiore Bui, il senso della fiducia e della protezione deve rimanere tutto l'anno.